Presidente, che 2022 è stato per le compravendite a livello immobiliare nella provincia di Udine? Per le compravendite è positivo perché abbiamo venduto molto bene tutti gli immobili che avevamo a disposizione e siamo carenti appunto di immobili invece di altri immobili. Insomma, io spero di riuscire ad acquisire immobili come tutti i miei colleghi e poterli mettere sul mercato. Insomma. L'aumento delle materie prime si è in qualche maniera avuto riflessi anche sul costo, no? Per metro quadro a Udine e non soltanto. Sì, sì, è chiaro che l'aumento dell'energia, l'aumento anche dei bonus e quindi l'evento dei bonus ha aiutato praticamente tutte le aziende, tutte le imprese a sfruttare, a lavorare su tutti i cantieri e di conseguenza la richiesta talmente alta ha portato anche a un aumento dei prezzi e dei valori, dei costi più che altro, no? Poi costi di energia e via dicendo e quindi l'esigenza è quello purtroppo di pagare un immobile che viene a costare più di quello che dovrebbe costare, insomma. A livello di prezzi in città, come siamo? C'è un aumento? Possiamo dare qualche numero? Sì, 5.000 euro al metro quadrato il nuovo, però i 5.000 euro sono legati anche alla tipologia costruttiva, cioè deve essere una struttura che viene realizzata con finiture di pregio, con qualità anche di domotiche, anche perché chi compra e spende 5.000 euro al metro vuole qualità e vuole servizio, quindi anche il desiderio di avere sotto un garage a disposizione.